saluto a tutti i gentili telespettatori di Teleacras e benvenuti a un altro appuntamento. Oggi siamo in compagnia di una nostra vecchia conoscenza, una vecchia conoscenza per tutti gli agrigentini, ma appunto una persona molto conosciuta nell'ambito nazionale dal punto di vista giornalistico e letterario. Stiamo ovviamente parlando di Matteo Collura e oggi presentiamo quella che è la sua ultima fatica, un libro che devo dire ho trovato molto prezioso, il libro siciliano, un libro con immagini, fotografie di Melo Minnella, dove Matteo Collura ha curato le didascalie e gli inserti testuali, appunto. E allora possiamo partire proprio a parlarne, Matteo Collura. Libro siciliano. Già fin dalle prime battute Matteo Collura evidenzia un precedente di questo libro siciliano, ovvero che dopo 41 anni viene stampato un altro libro allo stesso titolo. Il precedente era introdotto da Leonardo Sciascia e si avvaleva anche di contributi di altri validi intellettuali. E allora partiamo da questo, Matteo Collura. Perché l'esigenza, dopo 41 anni, di fare un altro libro siciliano? Quel libro che uscì nel 1970 era un libro con delle fotografie in bianco e nero, c'era appunto l'introduzione di Sciascia, come dicevi, c'erano poi contributi di Tusa, Ganci, e quindi archeologi, storici, eccetera. Ed era stato pubblicato da Flaccovio, il libraio palermitano, che ha anche una casa editrice importante perché in quegli anni editava una delle riviste più significative, diciamo, della cultura non soltanto siciliana, che era proprio Sicilia. Curata graficamente da Bruno Caruso ed raccoglieva le migliori firme, ecco. E pubblicò quel libro e adesso il figlio, Sergio Flaccovio, ha sentito il bisogno di riproporlo dopo 41 anni, ovviamente con foto a colori, in questo caso meravigliose, di un fotografo tra i migliori che abbiamo in Sicilia, che è Melo Minnella, e ha scelto me per i testi, ecco. E quindi è un libro siciliano. Proprio vuole essere quello che dice il titolo, cioè un libro che non parla soltanto di folklore siciliano, di paesaggio siciliano, di storia siciliana, di arte siciliana, cerca di sondarne l'anima, il cuore, e non a caso la copertina indica una vecchia porta di paese con la serratura a forma di cuore. Su questo sondare l'anima e il cuore della Sicilia, diciamo che Matteo Collura non è nuovo. Chi conosce la sua bibliografia sa bene che Matteo Collura in un modo o nell'altro non ha mai potuto fare a meno di parlare in Sicilia, di analizzare questa terra, pur stando per ormai 32 anni, credo, se vogliamo lontano geograficamente, a Milano. In ogni caso Matteo Collura non ha mai rotto il cordone ombelicale della Sicilia. Mi viene fra i vari libri un libro bellissimo che è In Sicilia, dove appunto Matteo Collura intraprende questa anabasi all'interno della Sicilia, partendo dalle pietre di cui cantava Buttitta, piuttosto che a Portella della Ginestra, piuttosto che passando per Cassibile, e girando narrativamente a metà fra il reportage, il saggio e la narrativa, per questa Sicilia. Mi chiedevo, in questa altra forma di viaggio che adesso Matteo Collura ha intrapreso insieme a Melo Minnella, che differenza ci fosse, se c'è stato un diverso modo di affrontare la Sicilia. Ma diciamo che l'intenzione è la stessa. Io in quel libro che tu hai ricordato, In Sicilia, alla fine, nella nota di chiusura, dico che come ci sono delle lettere che noi scriviamo a mano, ecco, così ci sono dei film che sembrano scritti a mano. Lo diceva Truffaut di un suo film che era La Camera Verde, e a me è venuta l'idea di una Sicilia scritta a mano, quasi disegnata anche, tant'è vero che in quel libro non ci sono fotografie, ma è come se ci fossero, perché la scrittura in quel libro è evocativa, è descrittiva, fortemente descrittiva. Ovviamente è un viaggio mio arbitrario ed è un viaggio che poi diciamo richiama situazioni storiche, artistiche, ambientali che mi riguardano, che riguardano la mia storia, la mia infanzia, la mia nascita, eccetera, eccetera. E questo qui invece è un viaggio fatto, ripeto, non soltanto nella Sicilia folcloristica né paesaggistica, è proprio un viaggio
gli inglesi direbbero inside Sicily, proprio dentro il cuore della Sicilia, dentro la Sicilia, con le foto di Meno Minnella che alcune sono per esempio riguardano le feste per esempio del Venerdì Santo. Le feste del Venerdì Santo sono state rappresentate in tutti i modi, però qui ci sono alcune immagini che fanno capire effettivamente perché la settimana santa in Sicilia è la festa più amata dai siciliani, ed è una festa per modo di dire, perché in realtà si celebra la morte violenta, terribile di un uomo che è Gesù Cristo, e però è quella che più amano i siciliani, perché queste foto lo spiegano. Bene, io dicevo poc'anzi a Matteo Collura, prima di iniziare questo incontro, che sarà probabilmente per una raggiunta maturità artistica e scrittoriale, sarà perché il tema è particolarmente sentito, c'è una maturità prosastica notevole, invidiabile, e vi è anche un modo di sentire la Sicilia che si evince attraverso le parole che a me per molti versi ha commosso, nonostante nei libri fotografici lo spazio destinato al narratore sia sempre minore rispetto all'ampiezza di un romanzo. Devo dire che in queste brevi battute Matteo Collura riesce a condensare l'universo della Sicilia, o forse delle 100 Sicilie, dato che riprende un concetto che anche era caro molto a Bufalino. Ora, io appunto vorrei capire come dipanarsi fra queste 100 Sicilie, come un uomo che ha vissuto, visitato e visto e sentito la Sicilia ha visto emergere nel corso degli anni queste 100 Sicilie. Forse lo chiedo anche per curiosità, perché io da giovane, diciamo da più giovane, non ho ancora visto con pienezza la nitidezza, i contorni di queste 100 Sicilie. È così, intanto per quanto riguarda la prima parte della tua domanda, cioè la scrittura, lì sono i miei 66 anni, quindi credo che quando della vita si ha un'esperienza ormai relativamente lunga, come l'ho io, se si fa lo scrittore si usano meno parole di quanto ne potrebbe usare un giovane, perché si conosce meglio il significato delle parole, quindi li si può usare con precisione, allora se ne usano meno e si è più chiari, si è più sintetici, ma questo, ripeto, è dovuto all'esperienza, è dovuto all'età. Ecco, per quanto riguarda le 100 Sicilie, io certe volte a Milano, parlando con miei amici, conoscenti che tornano dalla Sicilia, mi raccontano, mi dicono delle cose che spesso non corrispondono, e mi chiedo se la Sicilia in realtà esista davvero o è invece una proiezione delle nostre fantasie, dei nostri desideri, dei nostri pregiudizi. Ecco. Perché ogni viaggiatore mi riferisco per esempio ai secoli del Grand Tour, ogni viaggiatore che veniva in Sicilia ha lasciato una testimonianza diversa, perché la Sicilia in realtà non è, come io dico in uno di questi testi, ma la Sicilia appare secondo la nostra sensibilità, la nostra storia, il nostro filtro, le nostre aspettative, i nostri pregiudizi, ripeto, che sono certe volte anche utili per potersi muovere all'interno di una realtà complessa. La Sicilia, tra l'altro, in questi ultimi anni credo che sia cambiata anche nel suo apparire come paesaggio, perché per esempio arrivando in aereo da qualche anno a questa parte, penso siano 3-4 anni, ecco, la Sicilia, quando non è agosto proprio, quando non è il centro dell'estate, ma in questo periodo per esempio, appare molto verde, perché in Sicilia piove, per quanto mi riguarda, negli ultimi 3 anni, 4 anni piove più che a Milano, e questo significherà qualcosa dal punto di vista della natura. Ecco, forse se questo non è diciamo un evento occasionale, ma è una tendenza, diciamo, destinata a durare, la Sicilia tornerà a essere un'isola verde, e qui bisognerebbe poi rivedere tante
tante cose che riguardano la Sicilia, perché la Sicilia era un annuncio di Africa, era un annuncio di deserto, di desertificazione, quindi di arsura, che oggi mi pare sia, da questo punto di vista, sia cambiato. Ecco. Se non è occasionale questo cambiamento, ma è diciamo progressivo, e allora siamo di fronte a una realtà totalmente diversa. Ecco, questo concetto proprio della Sicilia che appare è uno dei concetti che mi hanno più colpito nello scorrere queste pagine, proprio facendo riferimento a questo concetto che Matteo Collura mette subito dopo aver citato Leonard Woolf e l'apparizione appunto del Tempio di Segesta dopo aver superato la curva di una strada. Matteo Collura dice questo: appare la Sicilia, non è. Per questo non soltanto i viaggiatori che vi arrivano da altri luoghi, ma coloro che vi abitano ne hanno un'idea del tutto personale, ambigua e perfettamente coincidente con la loro stessa idea del mondo, un concentrato di meraviglie in cui la violenza e il dolore insensatamente colorano l'ambiente, il paesaggio. Ecco, a parte la suggestività, secondo me, di queste parole, quello che mi sono chiesto quando ho pensato che la Sicilia appare e in un modo o nell'altro mi è sembrato rispondente come concetto, è che è curioso trovarlo in un libro invece dove sono le fotografie ad accompagnare le parole. Allora mi chiedo a questo punto, Matteo Collura, ma se la Sicilia appare, la fotografia che invece sembra quell'arte che vuole costringere nel quadro di una foto, di un'immagine, la Sicilia o qualcosa o un'immagine per quello che cosa restituisce a questa Sicilia che appare all'occhio umano? Ma restituisce proprio la realtà di quel momento e di quell'angolo. La fotografia ha bisogno di essere accompagnata da un testo, perché il testo ti dice cosa c'è dietro quel palazzo, cosa c'è dietro quel monumento, cosa c'è accanto, intorno, cosa c'era prima, cosa probabilmente ci sarà dopo. Ma la fotografia è importante, il taglio che il fotografo riesce a dare trova anche delle coloriture che sono, diciamo, che ci aiutano a rintracciare l'anima di un luogo. Ecco perché un fotografo è diverso da un altro. Ci può essere una buona fotografia o un'altra, c'è l'istantanea, poi c'è la fotografia invece d'autore. Ma per quanto riguarda la Sicilia che appare, tu ricordavi poco fa Leonard Woolf, ed è il marito della notissima scrittrice inglese Virginia Woolf, Gita al faro, è uno dei suoi capolavori più famosi. Ecco, lui, un inglese, che scrive a un suo amico e per descrivere la sensazione provata quando incontrò per la prima volta la moglie, che ancora non conosceva, Virginia Woolf, che era a passeggio con la sorella, tutte e due vestite di bianco con grandi cappelli bianchi, stiamo parlando di un'epoca passata. Ecco, lui in questa lettera a un amico, questo inglese, a un altro inglese, per dirgli come l'aveva sorpreso questa donna, ricorre alla Sicilia, ed è strano, perché dice è come quando ci si trova in Sicilia e dopo aver superato alcune curve ti appare il Tempio di Segesta. E questo vuol dire che la Sicilia è il luogo delle apparizioni magiche, improbabili, che spiazzano. Però bellissime, perché se questa apparizione assomiglia a quella che poi diventerà sua moglie, insomma è un'apparizione fondamentale per Leonard Woolf. Cioè, non so se ci sono altri esempi, però il fatto che insomma ripeto, un intellettuale inglese gli venga in mente un luogo siciliano credo che sia significativo proprio di questa Sicilia che ognuno di noi si porta dentro, ma non soltanto gli stranieri, ma quelli che vivono qua. Ognuno di noi ha una sua idea di Sicilia, probabilmente perché intanto c'è questa sua collocazione geografica particolarissima, quindi è frontiera, è la parte terminale dell'Europa, ma è anche l'Europa che comincia per i paesi che vengono dal Nord Africa, insomma. Quindi è un territorio, è il territorio dove si è consumato il mito di Ulisse, e qui ci sono tante il mito di Cerere, della figlia Proserpina rapita da Plutone, e qui c'è Polifemo, insomma gran parte della mitologia che riguarda l'Occidente nasce qui. Non a caso per i francesi fino all'epoca napoleonica, Napoleone non arrivò in Sicilia, si fermò in Calabria. Ebbene, un suo ufficiale
Paul-Louis Courier, che era un grande scrittore anche, e lui manda una lettera alla sua fidanzata in Francia, da Reggio Calabria, guardando la Sicilia e rammaricando del fatto di non poter andare, scrive alla sua fidanzata, scrive: sai, purtroppo non mi sarà dato di andare a vedere la terra dove il demonio ha preso moglie. Quindi in Francia circolava questa favola, cioè che il demonio aveva preso moglie in Sicilia, non è male, e forse era mutuato appunto dal mito del ratto di Proserpina da parte di Plutone. Però è interessante, insomma, questa idea della Sicilia. Ma è interessante anche, parlando appunto di Leonard Woolf, che era, come abbiamo detto, un inglese e non il primo inglese certamente a venire in Sicilia, è interessante forse, nonostante le due terre, Inghilterra e Sicilia, siano ovviamente terre diverse, fatte di gente diversa, trovare forse nell'insularità l'unico punto comune, e quindi, se vogliamo, un'ipotetica, un po' romanzesca suggestione. E questo dell'insularità è un concetto che in un modo o nell'altro torna centrale in questo libro, dove c'è quest'altro passo che vorrei leggere ai nostri telespettatori, dove Matteo Collura dice: altra particolarità della Sicilia è dovuta al paradosso, secondo l'intuizione di Giuseppe Antonio Borgese, altro suo notevole scrittore, di essere un'isola non abbastanza isola. E difatti Borgese ne deduceva: in questa contraddizione è contenuto il tema storico della Sicilia, la sua sostanza vitale. Lo stretto di Messina, che la separa dal continente, nel suo punto più angusto, non raggiunge i 4 chilometri. Ecco perché l'insularità dei siciliani è più psicologica che reale. Ecco perché essi amano crogiolarsi in questa condizione di presunta marginalità geografica che in molti casi serve da alibi. In Sicilia si sente insistentemente parlare di insularità, di isolamento, di isolitudine persino, una condizione geografica tutta mentale che potrebbe essere definita un vezzo. Ecco, questo concetto di isolitudine, che richiama anche quello sciasciano di sicilitudine, io vorrei un po' che Matteo Collura lo approfondisse, perché è un'altra delle suggestioni che offre in questo libro. Sì, isolitudine è un termine, è un neologismo di Bufalino, molto bufaliniano, isolitudine. E invece le altre definizioni, diciamo, vengono da... direi che Sciascia anzi si muoveva in un territorio che cercava di eliminare queste definizioni, no? La Sicilia era certo, ma lui non era un siciliano di Scoglio, era un siciliano di mare aperto, anche se abitava, è rimasto radicato in Sicilia, lui non... a differenza di quasi tutti gli altri scrittori siciliani, non si è allontanato mai dalla Sicilia, ha sempre abitato in Sicilia, viaggiava, certo aveva degli altrove ideali che erano Parigi, Milano, la stessa Roma, insomma, ma non... E effettivamente la Sicilia paragonarla all'Inghilterra mi sembra un po' troppo, perché l'Inghilterra è effettivamente un continente, cioè l'Inghilterra è stato sempre una grandissima nazione, storicamente importante. Loro sono convinti che se c'è nebbia nella manica, è un modo di dire inglese e non è del tutto, diciamo, fuori di luogo pensarlo, se c'è nebbia nella manica l'Europa è isolata. Non dimentichiamo che l'Inghilterra ha avuto per secoli la più grande, diciamo, era padrona dei mari. Napoleone fu sconfitto a Waterloo, ma in realtà la sua sconfitta viene da Trafalgar, dove Nelson lo sconfisse sul mare, cioè gli inglesi hanno avuto... Forse una similitudine si potrebbe fare con un'altra isola, sempre di lingua inglese, che è l'Irlanda. Ecco, lì forse potremmo... Ma devo dire, l'Irlanda però effettivamente è un'isola. Il concetto di isolamento, ecco, lasciamo stare l'isolitudine, lasciamo stare l'insularità, eccetera, eccetera. Il concetto di isolamento è reale nei lampedusani, nei Liparoti, nei chi sta che so, a Salina, per dire, o a Marettimo, ma i siciliani sono, sì, vivono in un'isola, ma si potrebbe addirittura, io sono stato sempre contrario, l'ho detto in tutte le occasioni, si potrebbe addirittura costruire un ponte. Sarebbe una follia dal punto di vista non soltanto tecnico, diciamo, ingegneristico, ma anche dal punto di vista della spesa, del dissesto naturale nella zona della Calabria e della Sicilia che lo riguarda. Ma quando i messinesi guardano dall'altra parte, quella terra che sembra così, appunto non dista 4 chilometri da alcuni punti di Messina, quella è già
quella è l'Europa, cioè è il continente, e se è vero che il ponte unirebbe la Sicilia all'Italia e quindi la aiuterebbe dal punto di vista economico, se è vero questo, allora la realtà della Calabria sarebbe un'altra, perché la Calabria non ha bisogno di un ponte per essere unita all'Italia, già lo è già attaccata al continente, eppure ha dei problemi dal punto di vista economico molto più gravi della Sicilia. Ecco. E allora l'insularità è qualcosa di psicologico, dicevo un vezzo, e perché no, anche un alibi per dire che siamo tagliati fuori, che viviamo una condizione di isolamento che ci penalizza, e invece non è affatto vero. Ora, quello che mi chiedevo, una delle ultime domande, questo libro è appunto pieno di riferimenti letterari, storici, non indulge al citazionismo, ma si infarcisce di dotte citazioni. Allora io mi chiedevo, leggendo, dato che a parlare, a narrare è un siciliano che guarda la Sicilia all'interno, mi chiedevo che valore abbia e quanto sia importante invece questo sguardo esterno che tutti questi stranieri che sono venuti in Sicilia a partire da Goethe hanno appunto lasciato come testimonianza. Non solo hanno lasciato una testimonianza che poi acquista anche valore letterario col tempo, ma hanno dato notizia di tesori d'arte che i siciliani non vedevano, e dandone notizia al mondo, sono arrivate anche queste notizie di riflesso ai siciliani, e questi monumenti sono stati salvati. Perché se noi guardiamo i disegni, le incisioni che gli artisti a seguito di questi viaggiatori colti, a seguito degli scrittori, facevano dei nostri monumenti, ci accorgiamo che ci sono montate delle tende, dei capanni, ci sono delle mucche che vanno a pascolare, che so, a Siracusa per esempio nel teatro greco, proprio là dentro tra le scalinate proprio, o nell'orecchio di Dionisio ci sono non so, degli artigiani che fanno delle cose, non le corde antiche, diciamo. E così ad Agrigento, il Tempio della Concordia, il Tempio di Esculapio, si vedono dei buoi, dei contadini che lavorano lì intorno, cioè non c'era nessuna protezione. Questi hanno salvato perché ne hanno dato notizia al mondo, hanno una importanza direi fondamentale per la storia della nostra archeologia, dei nostri tesori d'arte. Sai, vige in questi casi il troppo evidente ci porta alla invisibilità. Ecco, quando si è abituati a convivere con qualche cosa che è di prezioso, a un certo punto per noi non è più prezioso, è una cosa che ci svegliamo la mattina e ci abbiamo vicino, la sera prima di andarci a coricare lo vediamo, se passiamo con la macchina ci si abitua, e invece lo stupore tiene in piedi l'importanza di un monumento, lo stupore continuo. E noi andando da Agrigento a San Leone o viceversa passiamo attraverso la Valle dei Templi, ci sono degli scorci meravigliosi, ma spesso siamo attenti allo scalare di marce, a guardare per non tamponare la macchina che ci sta vicino, eccetera. Non guardiamo neanche quella, ma pensiamo, o la sera quando i templi sono illuminati. Certe volte io dico questo, proprio vorrei avere gli occhi innocenti di chi non ha mai visto questo spettacolo per potermelo godere. E così chi vive io penso che chi vive a Roma e ha la fortuna di avere davanti per esempio un monumento come il Campidoglio o il colonnato del Bernini, San Pietro, e la mattina apre le finestre e magari guarda come il cielo per vedere se deve prendere l'ombrello o meno, non nota neanche quello che ha davanti. E così è il destino della convivenza, diciamo, con le opere d'arte, con tutto ciò che riguarda il passato, e questi viaggiatori hanno avuto questo grande merito, senza dimenticarci, ovviamente noi agrigentini non dovremmo mai farlo, di un grande benefattore, un inglese anche lui, che è Alexander Hardcastle, che devo dire per merito di Paolo Cilona, per merito di altri agrigentini, insomma, è stato, adesso viene ricordato, ecco, viene celebrato, le sue spoglie riposano al cimitero e qualcuno proprio gli ha dato, lo ha accontentato in questo suo desiderio di guardare la valle e il mare e avere una tomba che guardi
che sia toccata dal sole e guardi il mare. Ecco, questo inglese diciamo che sperperò tutto il suo denaro, e uso questo termine perché quando lui viveva ad Agrigento gli agrigentini non capivano questo suo bisogno quasi di ricreare la città antica qual era stata Akragas, insomma Agrigento, ed era considerato così un povero pazzo, insomma, ecco, un lesi scurdate templi si diceva. Quando ero ragazzo andavo a scuola, c'era una mia professoressa di matematica abbastanza cattiva che quando uno di noi non gli andava a genio lo apostrofava così, in lesi scurdate templi, che sarebbe proprio esattamente l'Hard Castle, il quale consumò tutte le sue energie economiche, le sperperò nella mentalità, ripeto, agrigentina per portare l'acqua alla Valle dei Templi. Lui abitava in quella che adesso è il Porta Aurea, c'è questo piccolo museo di Villa Aurea, mise in piedi il Tempio di Castore e Polluce, insomma fece moltissimo lavoro anche dalle parti del Tempio di Demetra, San Biagio, dalle parti del cimitero. È un inglese, come ovviamente Taormina per esempio deve moltissimo agli inglesi. Il gusto dei taorminesi per il verde, per le ville circondate di verde, eccetera, viene dagli inglesi. E quindi questi sono benemeriti da tutti i punti di vista. Ora vorrei fare un'ultima domanda prima di chiudere che in un modo o nell'altro forse è una domanda un po' egoistica perché viene da un'esigenza, è una domanda che per ora assilla a me ma anche molti miei coetanei e non, ovvero in un'epoca così difficile, in un momento anche transitorio per il Paese, per la nazione, un'epoca in cui sono stati ammessi o comunque ci troviamo a guardare in faccia alcuni fallimenti come quello del sistema capitalistico basato sugli intermediari finanziari, piuttosto di una gestione malsana da decenni in questo Paese. Ecco, io mi chiedo, e putacaso ieri il Corriere fra i vari libri che ha pubblicato, però sta pubblicando una serie di libri a sfondo storico, ha pubblicato di quello di Gaetano Salvemini, La questione meridionale, e non mi è sembrato un caso in un periodo duro come questo. E quello che mi chiedevo guardando questo libro di Salvemini a distanza veramente di più di un secolo era, a questo punto, in questo momento così difficile e transitorio per un intero Paese, qual è il futuro per una terra difficile, vessata e che ancora non riesce a trattenere i suoi figli migliori, quelli che dovrebbero darle alimento e carburante? Qual è il destino della Sicilia? Ma se si deve essere franchi, e io credo che lo si debba essere, se si parla in pubblico, diciamo, abbiamo il dovere di esserlo, il destino della Sicilia è amaro, amarissimo, come lo è quello dell'Italia. Perché l'Italia nel contesto europeo è una sorta di fanalino di coda, è uno dei paesi più traballanti. Noi abbiamo vissuto per tantissimi anni, mi riferisco all'Italia, non alla Sicilia soltanto, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, riviando e ingigantendo un debito pubblico che è stato, poi a un certo punto si è arrivato a un limite invalicabile, a un certo punto abbiamo dovuto arrestarci. Questo ha coinciso col fallimento, come giustamente tu dicevi, di un progetto di capitalismo che è naufragato ovunque, nella nazione più progredita che sono gli Stati Uniti d'America, ma non è crollato soltanto il grande progetto capitalista, ma è crollato anche nel 1989 definitivamente la grande speranza, diciamo, di un progetto politico che era quello del materialismo storico, insomma il comunismo è crollato. È crollato da una parte il comunismo, dall'altra è crollato con Wall Street, è crollato un progetto economico occidentale e a questo punto bisogna rimettere insieme i cocci e ripartire. Io credo che ci vorrebbe qualcosa di forte, che non sia ovviamente, auguriamoci, una guerra, che una volta i problemi si risolvevano anche con le guerre, che qualcuno ha definito anche l'igiene dei popoli. Ecco, ci vorrebbe qualcosa di forte che possa assomigliare a una sorta di nuova evangelizzazione, ci vorrebbe qualcosa che
noi dobbiamo credere in qualcosa, cadute le ideologie, non ci può essere soltanto l'appartenenza, la famiglia, il posto come qui lo chiamano, ci vuole qualcosa che tenga in piedi un progetto di umanità, di società, ecco. Dobbiamo ricostruirlo, probabilmente rinunciando a qualcosa. Non dico di tornare poveri come quando io sono nato nel 1945, sono nato in una casa di Via Gioeni ed era una condizione spaventosa, cioè non c'è rapporto tra il vivere nell'immediato dopoguerra ad Agrigento, in Sicilia e oggi. E però credo che a qualcosa di superfluo si potrebbe anche rinunciare. Perché avere 2 telefonini quando se ne può avere uno e basta ed è sufficiente, insomma. Perché avere un televisore per ogni stanza? Perché avere, se una famiglia ci sono 5 persone, 5 automobili? Perché sprecare? Ecco, quando si è a tavola, per esempio, è stato calcolato che col pane che si butta via in una sera a Milano, nei vari ristoranti, con quel pane si potrebbe sfamare una buona porzione d'Africa, diciamo, ecco. Queste cose bisogna farle, questo tornare così a una vita anche che abbia dei ritmi più umani, meno artificiosi, questo aiuterebbe, insomma, ecco. E poi, ripeto, ci vuole qualche cosa che abbia la forza di una... Ecco, l'avvento del cristianesimo in quel mondo, in quel periodo, fu una rivoluzione radicale, cioè da allora... un po' la rivoluzione francese, è costata tantissimo sangue, sfociò poi naturalmente nel terrore, sappiamo, però dal momento in cui si è potuto parlare di rivoluzione francese, nessuno nel mondo ha potuto mettere in dubbio il concetto di fraternità, di uguaglianza tra gli uomini. Questi sono passaggi epocali, insomma, da quel momento nessuno ha pensato che ci può essere un uomo inferiore all'altro, al di là del censo, al di là della professione, della fortuna, eccetera, eccetera. Nessuno l'ha potuto più mettere in dubbio. Questo è costato tante vite umane, è costato terrore, terribile, e però ci vorrebbe qualcosa oggi che queste cose si potrebbero fare in modo indolore, ma bisognerebbe cominciarle a farle. Un concetto di governo del mondo, per esempio, che vieti a determinate popolazioni lontane da noi ma che ormai ci hanno invaso economicamente, mi riferisco ai cinesi. I cinesi sfruttano un lavoro schiavistico che porta a poter piazzare nel mondo prodotti a prezzi stracciati. Noi europei, noi civilizzati, noi che veniamo dalla rivoluzione francese, che veniamo dalle lotte sindacali che sono costate vite umane anche, non dimentichiamolo, noi rispettiamo il lavoro umano, quindi rispettiamo i diritti delle donne, dei lavoratori più deboli, eccetera, quindi siamo costretti a produrre a prezzi molto maggiori di quelli naturalmente degli schiavisti. E pagare il costo della democrazia. E però l'umanità non si può adattare al peggio, cioè hanno ragione gli schiavisti, no, abbiamo ragione noi e quindi dobbiamo, diciamo, fare in modo che certi prodotti che vengono da nazioni che adottano lo schiavismo, cioè lo sfruttamento del lavoro infantile, lo sfruttamento delle donne in maniera atroce, diciamo, ecco, comprare i loro prodotti. Questo non è possibile, proprio perché dobbiamo incoraggiare invece coloro i quali producono materie, diciamo, manufatti che utili, ma a prezzi, diciamo, che questi prezzi sono dovuti al rispetto del lavoro umano. Ecco, questo è un segno di civiltà che va mantenuto. Noi non possiamo adattarci al peggio, dobbiamo cercare di migliorarci e allora dobbiamo a questo punto trovare qualche cosa che protegga il lavoro civile. Ecco.
E speriamo che a questo punto un giorno possa avvenire una sorta anche di rivoluzione o qualche cambiamento che porti la Sicilia a invogliare i suoi figli a tornare, a non dover scappare e a non dover cercare altrove il senso del proprio appagamento, altrimenti avverrà quello che diceva Matteo Collura, ci adatteremo al peggio in quel caso. Bene, e allora a questo punto noi salutiamo Matteo Collura, noi vogliamo sapere a questo punto ci sono altri appuntamenti per questo libro siciliano, ora comincerà a presentarlo. Sì, intanto mercoledì credo che sia, a Palermo, sì, alla Società Siciliana di Storia Patria, ne parleranno con noi, con Melo Minnella e me, il professore Antonino Buttitta, che è un antropologo importante, è stato preside della Facoltà di Lettere di Palermo, papà del grandissimo poeta Ignazio Buttitta, che devo dire è stato, mi piace dirlo, ecco, è stato mio testimone alle nozze, e Vittoria Alliata, che è un'altra siciliana, diciamo, importante, Di nobili origini. di nobili origini, ma che poi è stata amica di Guttuso, dello stesso Buttitta, insomma, quindi ci sarà questa presentazione, poi se ne faranno altre, quindi si va avanti, diciamo. Bene, allora noi invitiamo i nostri telespettatori e chi ci ascolta a trovare, appunto, a recapitare questo libro siciliano di Matteo Collura e Melo Minnella, che francamente, lo dico come messaggio quasi pubblicitario, ora siamo sotto le festività natalizie, secondo me i regali più belli che si possono fare sotto l'albero sono proprio questi libri preziosi, utili e belli al contempo, e vi invitiamo soprattutto a leggere e gustarvi questa Sicilia attraverso le immagini di Melo Minnella e le parole di Matteo Collura. Grazie.